credo che qualche tempo fa Mario Monti ha negato la propria firma, la propria autorizzazione alla candidatura della città di Roma per le Olimpiadi del 2016, se non mi sbaglio. E credo che quello sia stato l'atto migliore che ha fatto Monti in qualità di Presidente del Consiglio. Però, come dire, avrebbe potuto spingersi un po' più in là nella formulazione di questo diniego. Cioè, lui ha detto, dice no, io non ho autorizzato questa candidatura perché è provato che nel nostro paese poi le spese in appalti aumentano, cioè si parte con una certa cifra, e questo lo sanno tutti in sostanza, cioè, poi nel corso del tempo con le varianti in corso d'opera eccetera gli impegni di spesa crescono, per cui diciamo non mi fido, in sostanza ha detto questo, non mi fido di un impegno di spesa quantificato in una certa cifra perché poi nel tempo andrà sicuramente ad aumentare. Secondo me avrebbe fatto un'opera maggiormente persuasiva dal punto di vista, come dire, scientifico se avesse detto non credo che la città di Roma abbia bisogno di un ulteriore consumo di suolo, di un ulteriore sviluppo immobiliare, e non credo che la nostra economia, visto che lui è un economista, sia un'economia che abbia bisogno di un'ulteriore spinta dal punto di vista immobiliare. L'atto rimane comunque un atto buono dal punto di vista, come dire, dell'effetto. Però mi premeva sottolineare come questa idea che lo sviluppo immobiliare di una città sia un fatto economico in un certo senso neutro sia un'idea molto, molto diffusa. Amministrazioni comunali che fanno il possibile per accaparrarsi un grande evento. C'è stato un periodo in cui le amministrazioni comunali facevano di tutto, diciamo dagli eventi veramente grandi, insomma le Olimpiadi invernali, poi a Roma c'è stato il Giubileo, a Milano l'Expo, a Genova le Colombiadi, a Napoli il G8, che sono state, diciamo, anche occasioni per realizzare delle opere importanti, però dal punto di vista economico il bilancio di queste grandi operazioni molto spesso, quasi sempre, è deficitario proprio dal punto di vista, come dire, dell'economia. Anche dove le cose sono state fatte piuttosto bene, come in alcune città della Spagna, dove veramente dal punto di vista urbanistico non hanno lavorato male, hanno lavorato probabilmente meglio che da noi. Non so, città come Barcellona, come Bilbao, che attraverso, diciamo, un'operazione di questo tipo si sono effettivamente riqualificate, però dal punto di vista dell'economia il bilancio non è sempre favorevole. Allora c'è un altro aspetto che va messo in luce. Non è complicatissimo, basta fare un attimo mente locale. Abbiamo detto che l'economia di un paese è quantificata dal PIL, cioè il prodotto interno lordo, e in questi mesi insomma, ci hanno spiegato un po' a tutti che cos'è il PIL. Noi però, quando leggiamo che sale o scende, in genere per il nostro paese purtroppo scende, raramente entriamo nel merito della sua composizione. Cioè il PIL è fatto di produzione, manifattura, servizi, agricoltura, ma
la ripartizione del prodotto interno lordo di un paese, come dire, secondo me non è sufficientemente presa in considerazione. E a questo proposito vi faccio un esempio preso dalla cronaca di questi ultimi mesi. Dopo il crollo finanziario della Spagna, eravamo ancora nel periodo del governo Zapatero, la ministra dell'economia spagnola fa una dichiarazione molto nitida, molto pulita, che io mi sarei aspettato che in qualche modo venisse ripresa anche in Italia nella sua formulazione, perché è molto utile. Cioè la ministra spagnola dice a un certo punto: in Spagna abbiamo perso 4 punti di prodotto interno lordo a causa del crollo del sistema immobiliare. Il sistema immobiliare ormai rappresentava una componente eccessiva del PIL, intorno al 30%. Lei dice: questa parte del PIL è crollata, abbiamo perso 4 punti di PIL e questo ha trascinato ovviamente al ribasso anche l'economia del paese, perché se l'economia ha perso il 4%. Però lei, secondo me molto intelligentemente, dice: noi non dobbiamo sostituire questi 4 punti di PIL ancora con l'immobiliare, perché sennò riproduciamo una situazione economica che è esattamente quella che ci ha portato a questo crollo. Dice: per un certo periodo noi avremo problemi nell'economia, perché la situazione è effettivamente grave. Tante imprese edilizie soprattutto sono fallite, ci sono tanti quartieri aperti, tante case costruite che non si riesce a vendere. Però noi dobbiamo sostituire questi 4 punti di economia nazionale con altre cose. Dice: per cui noi stiamo facendo, dice questa ministra che si chiama Elena Salgado, dice a un certo punto: noi stiamo facendo l'impossibile per sostenere la ricerca, per non togliere fondi alla scuola, per non togliere fondi all'università. Dice: stiamo facendo l'impossibile, dice lei, perché a un certo punto questo vuoto che si è creato nell'economia si vada a riempire con cose più utili che non con, diciamo, prodotti derivanti dal sistema immobiliare. In realtà, che il sistema immobiliare abbia dei riflessi sull'economia è determinato da una serie di fattori. Uno è senz'altro questo, cioè che quando il sistema immobiliare diventa una componente eccessiva del PIL è evidente che l'economia nazionale si lega ai destini di un settore. Siccome questo settore storicamente è ciclico, cioè nel senso che si parla proprio di cicli immobiliari, cioè ci sono le fasi ascendenti e le fasi discendenti che sono, come dire, poi si può fare l'analisi da che cosa dipendano i cicli e perché più o meno i cicli si è visto che durino una quindicina d'anni, però comunque rimane il fatto che comunque i cicli immobiliari ci sono e una dipendenza eccessiva dell'economia da questo settore rende l'economia precaria. In realtà ci sono altri elementi che suggeriscono di pensare che una dipendenza dell'economia dal ciclo immobiliare è precaria. Uno è la dipendenza di questo settore dal sistema bancario. Voi non so se seguite la cronaca finanziaria, la cronaca economica, però insomma qualche cosa, forse converrebbe anche agli architetti seguire, perché in questi mesi si parla molto
degli attivi bancari. Gli attivi bancari sono in sostanza i prestiti che le banche fanno alle famiglie, alle imprese e a tutti i soggetti che chiedono. Oggi le banche italiane hanno un rating più basso, il rating è il sistema di valutazione, no? Hanno una valutazione quindi più bassa, quindi sono più a rischio delle grandi banche mondiali che sono imbottite di prodotti derivati. Cioè prodotti derivati non stiamo neanche qui a dire che cosa sono, perché è una roba complicata, cioè quando ce lo spiegano è un po' come la teoria della relatività, cioè appena la ascoltiamo pensiamo di aver capito, 5 minuti dopo non sarà in grado di, almeno io, magari voi la teoria della relatività la maneggiate benissimo. I derivati sono una cosa così, però sono un pasticcio e vabbè, in questi anni ci hanno spiegato che i derivati, siccome valgono 10, qualcuno dice 15, qualcuno 20 volte il PIL mondiale, sono diventati, come dire, una specie di invasione batterica dell'economia e non si sa più da che parte, insomma, da che parte riprendere il bandolo di questa matassa. Ecco, però le banche italiane, che non hanno poi tutti questi derivati, sono più a rischio delle grandi banche mondiali che invece sono piene di questi prodotti tossici, e sono più a rischio le banche italiane perché hanno una cattiva qualità del loro credito, cioè i prestiti delle banche italiane, soprattutto al settore immobiliare, sono prestiti fortemente a rischio, cioè sono le cosiddette sofferenze bancarie, insomma sono classificati variamente, si parla di sofferenze, incagli, debiti ristrutturati, crediti ristrutturati, ma diciamo complessivamente c'è una grande quantità dei prestiti che le banche hanno fatto in questi anni che sono a rischio, e una parte consistente di questi prestiti sono prestiti finiti in vario modo al settore immobiliare. Cioè al settore immobiliare significa che una parte sono stati dati, diciamo, alle società immobiliari per le loro attività, cioè per l'acquisto dei terreni e per l'acquisto e per lo sviluppo delle attività edificatorie. Una parte sono state date alle famiglie per comprare quelle case che su quei terreni venivano costruiti. A un certo punto però è entrato in crisi tutto questo sistema. È entrato in crisi da una parte il sistema del credito al sistema immobiliare in senso stretto, perché gli immobiliaristi, non riuscendo più a vendere le case, cessano la costruzione e quindi faticano a restituire i crediti alle banche. Nello stesso tempo diventa difficile anche riscuotere i mutui dalle famiglie che hanno comprato casa, perché c'è stato un periodo, questa è una cosa interessante, c'è stato un periodo in cui per sostenere la produzione di case si è contravvenuto a qualsiasi norma di prudenza, cioè per cui le banche hanno cominciato a dare prestiti a 40 anni, mentre prima i mutui erano a 10 o 20 anni, poi sono raddoppiati, sono diventati mutui generazionali. E in sostanza si è fatto un po' come hanno fatto in America con i mutui subprime, cioè quelli scarsamente garantiti. Cioè anche in Italia si è cominciato a dare grandi prestiti che coprivano il 100% del valore dell'immobile e in qualche caso anche il 120% del valore dell'immobile, soprattutto a cittadini immigrati, i quali ovviamente, essendo in Italia abbastanza precari, non avevano tanto il problema che il mutuo fosse ventennale o quarantennale, avevano il problema, come dire, di commisurare la loro capacità economica sulla rata mensile, perché tanto quando mai arriveranno a pagare una casa, un mutuo quarantennale. Per cui facevano
una cosa proprio di questo tipo le banche. Questo era un fatto che io avevo denunciato da sindaco anche alla Banca d'Italia, agli ordini professionali, perché poi a questo veramente si associava un sistema illegale, cioè perizie false per comprovare un valore della casa eccessivo, cioè per cui una casa che valeva 100.000 euro veniva periziata per 150.000 euro, la banca gli dava 150.000 euro in maniera che nei 150.000 euro ci stesse dentro anche il costo della cessione dell'ipoteca, ci stesse dentro le spese notarili, anche l'acquisto della mobilia, no? Ci stesse dentro un po' tutto. Questo fatto che qualcuno giustificava quasi come un servizio sociale, cioè io ricordo che avevo parlato con un notaio e questo mi disse: ma no, guarda che in fondo noi lo facciamo anche per aiutare gli stranieri a comprare la casa. Dico sì, tu stai aiutando uno straniero a comprare la casa, però intanto gli vendi a 150.000 euro una casa che ne vale 80. Dopodiché però quel valore che viene appostato per contratto su quella casa è un valore base che fa crescere anche il valore di tutte le altre case, perché se una casa scalcinata, decrepita, vale il doppio di quello che vale, automaticamente imprime una spinta verso l'alto a tutti i valori immobiliari di quel territorio, per cui diciamo la spinta che viene prodotta sui prezzi non è una spinta che riguarda quella casa in particolare, ma riguarda tutte, cioè quelle scarse, quelle medie e quelle di lusso. E quindi diciamo questa produzione di moneta attraverso l'uso del suolo riceve effettivamente una spinta verso l'alto e in questo caso, dicevo io, cioè i poveri immigrati vengono utilizzati come malevadori di una possibile ruola finanziaria. Parlo ancora 10 minuti, poi mi fermo così no? Diciamo, le riflessioni su questi argomenti mi hanno, come dire, spinto a tentare, cosa che sto cercando ancora di fare, con ogni tanto anche qualche successo, a cercare di costruire una teoria dei beni immobiliari, cioè basata su questo. Le crisi economiche, almeno dal 29 ad oggi, molto spesso, per non dire quasi sempre, si sono annunciate con un crollo nei prezzi delle case. Anche la crisi del 29, se leggete un libretto di Galbraith intitolato Il grande crollo, che vi consiglio perché è utile, è un libretto piccolissimo, carattere diciamo abbastanza divulgativo. John Kenneth Galbraith dice la crisi sulla crisi del 29, questo libro, è cominciata nel 25 la crisi del 29, è cominciata quando i valori dei terreni in Florida hanno cominciato a essere venduti a prezzi esorbitanti. La gente correva a comprare da tutta America, correva a comprare questi terreni vicino al mare, poi pian piano, man mano che si esaurivano i terreni costieri, acquistavano terreni che si trovavano a 50 miglia dal mare, ma che venivano considerati sempre terreni costieri. A un certo punto la costa si è spinta all'interno della Florida fino a 50 e oltre miglia, e insomma si compravano questi terreni con prezzi via via sempre crescenti, perché c'erano acquirenti che li acquistavano e li vendevano dopo una settimana, quindi diciamo con un impulso, un atteggiamento ultra speculativo. Quando questi terreni, attraverso, come dire, l'iter finanziario che seguono questa attività, sono finiti alla borsa di New York,
qualche modo, e si sono riflessi anche sui titoli azionari, c'è stato il grande crollo che poi è proseguito per qualche anno. Questa è, diciamo, l'origine del grande crollo, che non è molto diverso da quanto è avvenuto diciamo, con la crisi del 2007, che è esplosa nel settore dei mutui subprime in America. Poi, diciamo, questa bolla immobiliare ha incominciato a manifestarsi in maniera sistemica in Irlanda, in Spagna, secondo me anche in Italia, ma comunque, diciamo, si è capito che non era un fatto solo americano e si è cominciato a ragionare sui riflessi del sistema immobiliare dentro il sistema finanziario e dentro il sistema bancario. A questo proposito, e qui potrei anche concludere, nel senso che magari dopo vediamo se ci sono delle domande, possiamo toccare argomenti. C'è una cosa interessante. Keynes, che è l'economista, John Keynes, che è l'economista considerato uno dei più importanti almeno del Novecento, che non parla mai in specifico del settore immobiliare, però nella sua opera fondamentale, che è la teoria della moneta dell'occupazione, praticamente non c'è capitolo in cui non accenni a qualche cosa che riguardi i beni immobiliari, che riguarda le case. A un certo punto fa un ragionamento di questo tipo, cioè fa un ragionamento di carattere storico. Dice: l'agricoltura fino a una certa data era il settore più fragile, perché fino all'Ottocento l'agricoltura non era un fatto mondiale. Ogni paese, diciamo, in ogni paese l'agricoltura occupava una parte molto consistente del prodotto lordo, il 60-70%, anche in Inghilterra. Dice, per cui cosa succedeva, dice Keynes? Che a seconda delle stagioni, che ci fosse un buon raccolto o un cattivo raccolto, questo condizionava di molto l'economia di un paese, cioè nel senso che se c'era un cattivo raccolto, riflettendosi sul 60-70% dell'economia nazionale, l'economia nazionale crollava. E dice Keynes, a un certo punto, con la globalizzazione del Novecento, dei primi del Novecento, quindi con il fatto che i mercati agricoli mondiali si sono integrati, diciamo, questo fatto è diventato meno sensibile, perché se c'è un cattivo raccolto in un paese viene compensato da un buon raccolto in un altro paese. Dice, non solo però, l'agricoltura si è anche ridotta, cioè non è più il 60-70% del prodotto interno lordo, ma è una quota più piccola, perché si è sviluppata attraverso la rivoluzione industriale, si sono sviluppati i settori manufatturieri, metallurgico, l'artigianato, eccetera, eccetera, per cui l'agricoltura non può più condizionare in questo modo l'economia di un paese. Però, leggendo tra le righe, si può fare un'ipotesi di questo tipo. Se lo sviluppo agricolo, cioè la parte agricola di un paese, viene sostituita, cioè l'uso del suolo, se viene sostituito dall'agricoltura attraverso un utilizzo smodato dal punto di vista edilizio, voi vedete che noi possiamo riprodurre in un paese gli stessi elementi di rigidità e di criticità che nel mondo antico erano dati dall'agricoltura. Cioè l'agricoltura era un fattore molto critico perché era un fatto interno a quel paese. E così è anche per il settore immobiliare. Il settore immobiliare dal punto di vista economico è un fatto molto interno a un paese, perché per il motivo molto ovvio che le case non si possono né importare né esportare. E basta anche molto meno, cioè non c'è bisogno che il settore immobiliare diventi il 60 o 70% dell'economia nazionale.
basta che arrivi ad essere il 15 o il 20%, perché nei paesi dove diciamo, c'è un equilibrio economico, insomma, il settore immobiliare è il 7-8%, cioè se incomincia a superare una certa soglia l'economia diventa molto sensibile agli alti e bassi di questo settore. Scusate, chiedo scusa, un problema tecnico. Figurati. Il telefono che di vita propria. Sono martello e tu. Annunciate di uscire sempre. Ecco, va bene, questo era come dire un po' diciamo, una conclusione teorica per focalizzare come dire, la ragione, cioè per cui questo settore, il settore immobiliare, è un settore particolarmente delicato. Per settore immobiliare, badate, non si intende solo